vita alla finale. R12 femmine. E allora al prossimo giro sentiranno il suono della campana e andiamo ai punti. Allora gruppo compatto, eccole ora al passaggio, contagiri -5 campana ed è Pigato in testa, seguita da Zampieri, Pigato con Zampieri e Turrin alle spalle, ancora Pigato a tenere alta l'andatura, lancia lo sprint l'atleta dello Skating Club Rovigo, al passaggio i primi punti 71-83. Dai Emma, dai! 2 punti Pigato, 1 punto Zampieri, ancora Pigato, Zampieri, ora all'esterno Margherita Turrina si porta in prima posizione ed eccole ora lanciare lo sprint per i punti di -3 punti. Come già -3? 71-61. Dai Emma! 4 punti per Pigato, 1 punto Zampieri, 1 punto Turrin, questa è la classifica parziale con l'atleta della polisportiva di Casier che lancia ora la volata. Alice Vecchiato, allunga Vecchiato, al passaggio punti di -2, 75-22. Dai Emma, dai! Dai Emma, non mollare! 55, scusate, 55-22, quindi Gabban appunto 75-55, quindi Vecchiato Gabban. Ce l'ho fatta, 2 punti per Vecchiato, 1 per Gabban, eccoli ai -1 punti, Dai 76. Dai Emma, dai! Eccole ancora la coppia di testa, anzi il gruppetto, il drappello di testa con l'atleta dello Skating Club di Rovigo che lancia la volata. Sono gli ultimi punti, 55-71. Eccolo qua che arriva il barba. Perché sai, cioè non li conosci anche. Con tutte le cose di papà, ma hanno fatto cosa devo dire da dire? Io non so più e perché così mi sveglio? Sì, bagniamo. No, se mi bagno mi bagno. Sì, infatti non arriva neanche a sai, vai, Scuola, posso prendere Partita la finale. Sì, ma poi Tonon in testa,
Gara tattica qua, Attenzione perché vedete quando è tattica casca uno e ne vanno in terra 6, perché se vanno a 2 all'ora basta che si toccano e si sono toccati, sono finiti in terra 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ne vedo uno in erba. Sanitari, grazie. Mentre qua la testa del gruppo, capitanata da Stella, Capozza e Gorin, il terzetto dei pattinatori Spinea. Ora andiamo a vedere la testa del gruppo con l'assegnazione dei primi punti. C'è stata una caduta sulla curva dopo l'arrivo. 93-91 Stella Gorin. E ora l'atleta della Skating Club Rovigo a lanciare lunga la volata. Punti di meno 3, 62-73. Baretta, e Rosini. Ora Rosini in testa al gruppo, punti di meno 2, 91-73. A posto. No, più che altro volevo che non ha fatta. Ed è Gorin che allunga in questo momento nella classifica parziale, lui in testa con 3 punti, poi a 2 punti Stella, Baretta e Rosini. Mamma, forse hai visto? Allunga Gorin. Go go! Gorin al passaggio, suono della campana, ultimo giro, altri 2 punti per Gorin, 1 punto per il 73, e cioè Rosini. Ultimo giro con Gorini, Rosini. E poi l'atleta della Skating Club Rovigo, Baretta. Gorini solitario va a prendersi il titolo regionale di questa 2000 metri a punti. 91, 95 e 73. Allora, classifica ufficiosa: Gorin primo, Rosini secondo, e poi a pari punti con 2 ci sono Stella. Dai ragazzi! Dai Gabi! Con Andretta che si è subito posizionata in testa al gruppo. Campana, Andretta e Miranda nelle prime 2 posizioni. Devi salire e cercare un gruppo. In testa a tirare la volata per il passaggio dei punti, dei primi punti. 3,52 Vallin Andretta. Vai su Giulia!
ancora Vallin in testa con Andretta in seconda ruota, poi Miranda seguita dalla compagna di squadra Amorelli. Ecco lanciare lo sprint per i punti di -6. 3,52, ancora 2 punti per Vallin, 1 punto per Andretta. Ed è ora Miranda, se non sbaglio dovrebbe essere lei l'atleta dell'Alte Ceccato. Vediamo quando passeranno qua ai punti di -5. 36, quindi 1 punto per Casarin, 2 punti per Miranda. Vediamo ora chi è che lancia l'azione ed è l'atleta del Scaldenico di Venezia, dovrebbe essere Giorgia Volpato. Punti 63-58. Loro sono tutti da saltare, Noemi, 1 punto per Vecchiato, 2 punti per Volpato. Vediamo se restano fuori, se restano fuori. Mancano 3 giri, vediamo il gruppo dietro non reagisce, resta nella terra di nessuno l'atleta del Rovigo. Punti, 2 punti al 58, 1 punto al 63. Dai Anna, prendile! Resta in testa Vallino con 4 punti nella classifica parziale, sta cercando di tornare sotto l'atleta dello Skating Club di Rovigo con Volpato in testa, seguita da Vecchiato, è volata per i punti di -2, 63-58. Anna, vedi di vincere! È stata bravissima l'atleta del Rovigo che è ritornata sotto da sola, un grande sforzo. Al momento in testa Volpato con 5 punti, poi Vallin 4 insieme a Vecchiato e sono le 3 atlete in testa. Andiamo a vedere ora al passaggio di -1 chi andrà ad aggiudicarsi i punti. È una lotta tra di loro. 58-3, quindi altri 2 punti per Vecchiato, 1 punto per Vallin ed è ancora Vecchiato con Vallin che ora attacca all'esterno. Volpato si è indurita, Vecchiato risponde all'attacco di Vallin e resta in testa l'atleta della polisportiva di Cassier. Vecchiato, Vallin, Volpato, è tra queste 2 atlete che si decide con lo sprint ed è Vallin che va a prendere 3 punti. Grande Anna, brava! 2 per Vecchiato e 1 punto per Volpato. Partita la finale dei ragazzi maschi. Attenzione perché anche lì vanno a cercare le posizioni, andatura molto turistica, questo è sempre un momento molto rischioso per il gruppo, che è meglio quando è in fila indiana su andatura sostenuta che non quando sono tutti ingrumati in cerca di posizioni all'interno del gruppo. Al passaggio, suono della campana,
con l'atleta Pantarotto in testa al gruppo. E qui parte lungo lo sprint per i primi punti con Alberto Bragiotto. 58-21, quindi un punto per Ceccato, 2 punti per Bragiotto. E si è formato un terzetto, vediamo se questo gruppo si ricompone. Sì, da dietro tornano, gruppo ora allungato in fila indiana con Bragiotto che si riporta in testa per i punti di -6, 58. E 78. Chiesaro. Entra nei punti il buon Sebastiano Schiesaro, con ora Berlakovic che lancia lo sprint per i punti. 48-58, 2 punti Berlakovic, 1 punto Bragiotto che al momento in testa con 5 punti, seguito da Berlakovic. E ora i due hanno preso una quindicina di metri con Bragiotto che allunga, Berlakovic fatica a restargli attaccato. Bragiotto ai -4 si presenta solitario, altri 2 punti nel suo panierino, 1 punto per Berlakovic. C'è stata un'altra caduta, si è rialzato l'atleta dell'Alte e intanto Bragiotto prende altri 2 punti. (7-8), punto per Schiesaro. Ormai Bragiotto solitario, al passaggio ai -2 va a prendere altri 2 punti, va a implementare il suo vantaggio in classifica, 1 punto per il numero 62. Quindi anche Antonio Barbierato entra nei punti, atleta della Polisportiva di Cassier. Ancora Bragiotto al passaggio prende altri 2 punti e anche la campana in testa. Un punto per il numero 21 Leonardo Ceccato. Siamo al passaggio dei 3-2-1 con Bragiotto che va a chiudere aggiudicandosi il titolo. E poi 52 e 78